Siamo a Dolomiti Snow, l'evento che allena la provincia di Belluno a cogliere le opportunità per i mondiali di sci alpino 2021. Siamo con Giampaolo Buttaccini, assessore all'ambiente e protezione civile, al quale chiediamo ovviamente una prima impressione di questa edizione zero di Dolomiti Snow. Ma diciamo che è un'impressione assolutamente positiva, ci siamo trovati e abbiamo discusso di sviluppo di questo territorio, quindi uno sviluppo a 360 gradi, ricollegato naturalmente ai mondiali di Cortina, ma uno sviluppo che deve andare anche oltre attraverso dotazioni infrastrutturali per garantire una fruibilità e una conoscenza maggiore rispetto a quella che c'è adesso al potenziale turista in provincia di Belluno. Ecco, prossimo anno ci sarà la prima edizione di Dolomiti Snow, un piccolo impegno che può prendersi l'assessorato. Ma noi come Regione e fra l'altro io come assessorato siamo coinvolti in tutta la partita, ognuno per quanto di sua competenza. Noi come Regione ci siamo fino dal primo momento, crediamo molto in questo territorio e non è un caso che la più grande opera infrastrutturale prevista dalla Regione Veneto, programmata dalla Regione Veneto, sia il treno delle Dolomiti, che vuole quindi investire in questo territorio. Per quanto riguarda l'aspetto legato alle infrastrutture e la dotazione infrastrutturali di questa provincia, noi abbiamo competenze sugli aspetti pianificatori. L'ho detto prima, c'è una procedura semplificata, adesso sta a noi, alle amministrazioni locali, alla provincia, alla regione e al governo trovare il modo per fare presto e bene. Sembra facile ma non lo è. Ovviamente dobbiamo mai dimenticare che l'ottimo è nemico del buono, quindi qualche compromesso dovremo affrontarlo, però sono sicuro che se tutti remiamo nella stessa direzione come è emersa questa mattina, l'obiettivo sarà raggiunto nel più breve tempo possibile. Ecco, assessore, un'ultima domanda: quali priorità ha in mente come punti da sviluppare per l'offerta turistica naturalmente della provincia di Belluno? Ma il primo obiettivo è quello, uno, di sfruttare le Dolomiti per promuovere questo territorio, e a quel punto bisogna mettere il potenziale turista fruitore delle Dolomiti nelle condizioni di raggiungere facilmente questi territori. Queste sono le nostre priorità, di questo abbiamo discusso oggi, ma poi ci sono tutta una serie di interventi fra virgolette minori ma altrettanto importanti. Penso per esempio all'ultimo bando che abbiamo fatto come Regione per rinnovare le strutture alberghiere, 12 milioni di euro destinati alla montagna e tutta una serie di altri interventi sugli impianti a fune eccetera, perché non esiste un unico intervento ma ne servono molti che vadano tutti nella stessa direzione.